Le ha prima offerto alcune pasticche per poi abusare di lei in uno stabile abbandonato nell'area dello scalo ferroviario della stazione di Padova. È stato fermato e adesso in carcere con l'accusa di violenza sessuale un uomo di 37 anni di nazionalità romena, rintracciato e fermato dagli agenti della Polfer. A denunciare il 37enne era stato lo scorso 1° settembre la sua vittima, una donna di 55 anni di origini friulane, che si era fidata di uno dei due compagni con cui aveva deciso di passare la notte in uno stabile abbandonato. Un episodio di violenza che segue a breve distanza l'aggressione a una donna disabile avvenuta nel piazzale della stazione da parte di una baby gang. Qui la Lega torna a invocare la zona rossa. La verità è che da quando non c'è più la zona rossa gli episodi delinquenziali criminosi sono all'ordine delle sere, non solo del giorno, nel senso che qui purtroppo si reiterano in modo profondamente significativo risse, spaccio, accoltellamenti. La situazione è veramente peggiorata, a dimostrazione che le zone rosse erano uno strumento di presidio e controllo del territorio assolutamente efficace. Un dibattito che resta acceso in città a 3 giorni da lunedì, quando scadrà la seconda zona rossa attiva nell'area dell'Arcella.